L'influenza preoccupa ma non spaventa i bassanesi. I casi sono in aumento, ma l'esperienza degli anni di Covid in un certo modo ha creato maggiore consapevolezza e capacità di gestire i primi sintomi influenzali e se gli accessi al pronto soccorso restano tanti, anche in farmacia la corsa all'acquisto dei farmaci è in netto aumento. Fino ad ora siamo ai livelli degli anni scorsi. Ci sono dei picchi influenzali che si manifestano sempre verso gennaio e in effetti sì, l'influenza è in aumento. Noi siamo i primi ad accorgerci perché i nostri pazienti vengono a chiederci farmaci specifici. Viene segnalata una carenza di alcuni medicinali, soprattutto appunto quelli da banco, antibiotici per curare febbre e sintomi influenzali. È davvero così? Sì, ma non è una novità perché da quando è arrivato il Covid, circa 3 anni fa, ci sono alcuni siti produttivi, soprattutto in India e in Cina, che producono il principio attivo per tutto il mondo, che diciamo così hanno temporaneamente chiuso e quindi il principio attivo è mancato ma in tutto il mondo. Sul tema vaccini si segnala una netta flessione. Sono diverse le farmacie autorizzate alla somministrazione, ma i numeri restano al di sotto delle aspettative. Quest'anno ci sono state meno vaccinazioni per l'influenza. Io direi che è assolutamente raccomandabile fare il vaccino antinfluenzale. Siamo ancora in tempo.